dello Storga che versa in uno stato di abbandono. Un verbo al presente che presto sarà coniugato solo al passato, perché da venerdì prossimo la provincia interverrà sul parco urbano più grande d'Europa. 67 ettari che saranno in gran parte ripuliti e messi in sicurezza a favore delle migliaia di cittadini che ogni fine settimana utilizzano i percorsi del Parco Storga. Una vicenda che Rete Veneta aveva sollevato più volte e che ora, grazie alla protezione civile, gli alpini, i SUEM e i vigili del fuoco, avrà adeguata soluzione. Esercitazione di protezione civile con tutti i crismi, quindi con l'allestimento del campo, cucina mobile, tutto quel che serve per fare un'esercitazione di protezione civile finalizzata alla messa in sicurezza del Parco Lo Storga. Esercitazione che non si teneva in provincia dal 2011. Sarà simulato il disastro di Vallà del 2009, ovvero una tromba d'aria con alberi abbattuti e percorsi inagibili. Fondamentale il sostegno economico di Ascotrade, Bimpiave, ma anche di Contarina, Pastazzara e San Benedetto, in un tempo dove la provincia è la nobile decaduta tra le istituzioni. Abbiamo trovato degli sponsor sensibili al tema ambientale, gente che vuol bene al Parco Lo Storga. Oggi l'ambiente, la sostenibilità è un tema che tocca le anime, le coscienze. E anche i portafogli, in un tempo in cui Roma ha tolto le risorse al Sant'Artemio al punto da non avere più nemmeno 13.000 euro per finanziare la protezione civile. Ascotrade con questa operazione rivendica il suo ruolo sociale, la nostra è una società del territorio. Un territorio che verrà ripulito ma non modificato nel suo aspetto naturalistico. Dobbiamo solo mettere in sicurezza il percorso, per cui le parti che sono andate marce vanno tolte e non verranno sostituite. Una risposta alle associazioni ambientaliste che, come tutti i cittadini, non potranno accedere al parco se non alla fine dei lavori. Siamo stati invitati a venire qua lunedì per vedere quello che è stato fatto. E confidiamo che alcune delle cose che abbiamo proposto all'amministrazione provinciale siano seguite. Speriamo che le cose vengano fatte bene.